pago. Questo è caffè, la brioche. Grazie. Sono qui con Saul Solorzano. Ciao Saul. Ciao Marco, buongiorno. Cittadino colombiano ancora per poco, perché tra quanto sarai cittadino italiano? Vediamo come mettiamo la pratica. Vabbè, diciamo a breve sarà cittadino italiano, a breve nel senso italiano del termine. Soprattutto è da 20 anni qui a Udine, conosce molto bene la realtà non solo della sua nazionalità, la Colombia, ma anche di tutto il mondo dei latinos, tanto che lui presiede un'associazione che si chiama Latinos di tutto il mondo, è vero? Sì, l'associazione ha un obiettivo che è riuscire alla integrazione e la problematica di noi latinoamericani qui in città e in regione. Ecco Saul, tu sei arrivato nel 2004, ma noi ci siamo conosciuti nel 2007, quando tu eri alla testa di un corteo di colombiani afflitti da un lutto clamoroso. Stiamo parlando del famoso delitto Novoa Perez, ossia la morte violenta di un cittadino colombiano che di cognome si chiamava Novoa Perez, che fu accoltellato, anzi addirittura sgozzato da un cittadino magrebino, adesso non mi ricordo se era tunisino o quale altra nazionalità, che si avventò con violenza su di lui, e tutto questo in Borgo Stazione. L'inseguimento avvenne nel sottopasso di Viale Europa Unita. Mi hai fatto ricordare di quello fatto, sì, Walter. Il nome di questo ragazzo. Quello anno mi ricordo che è stata un anno per noi di impatto, è stato un punto per noi come latinoamericani riflettere e creare una organizzazione per riuscire a capire come si doveva, come colonia colombiana e latinoamericana, come si poteva arrivare a una integrazione e nel rispetto del fatto delle norme e delle regole. Tra l'altro sottolineo una cosa molto bella, ossia che appunto in reazione a questa morte ci furono 2 manifestazioni, anzi addirittura 3 manifestazioni in Borgo Stazione. Una dei residenti allarmati per il degrado e il dilagare della violenza nel quartiere, e c'erano 4 gatti c'erano 50 persone. Una dell'estrema destra, guidata all'epoca da Stefano Salmè, e che portò 100 persone, anche lì con fiaccole, slogan e striscioni, ma voi portaste in piazza centinaia di persone. I soli colombiani erano credo 150, e penso c'erano tantissimi udinesi, assessori regionali, l'intera società civile al vostro fianco. Fu un segnale molto bello. Lì è stata la partenza per noi entrare a collaborare come colombiani e creare una collaborazione fra le famiglie. Quello è stato un punto importantissimo, fino a che da lì parte le diversi incontri della colonia latinoamericana. Un incontro che adesso andiamo per la 19ª edizione, e sapere che adesso è l'incontro che facciamo ogni anno nel mese di luglio, quest'anno che sarà festa dell'indipendenza la festa dell'indipendenza, che sarà il 29 di luglio, e più o meno per statistica di partecipazione stiamo arrivando quasi alle 1000 persone. Non mi piace che tu la chiami la colonia sudamericana. I migranti di origine sudamericana, che abbiamo appena visto nel mio libro, 750. Si parlo della colonia sudamericana perché si hanno creato nel passo degli anni la possibilità di, con i nostri amici dominicani, amici cubani, amici brasiliani, venezuelani, penso che si è creato anche una comunicazione di solidarietà fra nostri popoli.
Cosa prevale di più, l'unità o la divisione tra le diverse etnie e nazionalità che compongono il mosaico dei latinos? In questo momento penso che inizia a crearsi un punto di incontro di unità perché con i ragazzi che li trovo qui in Borgo Stazione, che li trovo anche in 2 o 3 posti un poco focalizzati come punto di incontro, e inizio a vedere anche per parte di loro la preoccupazione della divisione e pensano, perché inizio a parlare di quei ragazzi anche che hanno già una nazionalità italiana, che sono di quella seconda generazione, che sono ragazzi italiani, e in loro penso che inizia a crearsi una curiosità e iniziano a capire l'importanza di lavorare la proiezione di una unità latinoamericana all'interno della regione. Cos'è un mediatore di strada e perché sarebbe utile introdurlo in un quartiere come quello in cui ci troviamo adesso, Borgo Stazione? Siamo qui nel cuore, questa è una zona notoriamente di spaccio, per esempio, è un problema che è qui da anni e non va via. Sono stati impiegati tutti i mezzi, abbiamo addirittura l'esercito, però niente è cambiato. Quando si parla di conflitto all'interno delle città, è una città come Udine che inizia a crescere, penso che i mediatori di strada sarebbero quelli che hanno una possibilità di interagire con questa problematica, perché il fatto di la sicurezza non è il fatto di mettere a disposizione più poliziotti per creare di una o altra forma una clandestinità nel problema. Io penso che il mediatore di strada è quello che riuscirebbe a creare la mediazione fra il problema e questi ragazzi emigrati che hanno in mano tutto il traffico e tutto il casino che si crea nella città, quando parliamo di Borgo Stazione. Sì, ma quando parliamo per esempio delle risse, degli accoltellamenti, del lancio di bottiglie spaccate, cosa può fare un mediatore di strada? Io penso che c'è la prima etapa è la sensibilizzazione in pedagogia che si deve creare con tutti questi ragazzi che creano il casino. La sensibilizzazione, l'arte è una possibilità. Penso che loro hanno, in ogni nazione c'è una identità culturale e quella identità culturale è inserire attraverso l'arte, la musica, la danza, la stessa letteratura. Sono percorsi, pretesti per arrivare a parlare con loro e a sensibilizzare le diverse problematiche che si stanno creando e riuscire a trovare delle soluzioni. La soluzione è in pedagogia. Io penso che l'investimento deve essere in pedagogia.